Negli atti di questo congresso si parla di centralità della famiglia, si parla della condizione della donna, si parla di condizione dei bimbi, della promozione della natalità. Dopodiché giuridicamente in questo paese è riconosciuta l'unione tra sessi uguali e penso che non ci sia nulla da mettere in discussione, punto e basta. Sono convinto che, visto e considerato che qualcuno insinua dicendo che questo congresso serve per modificare delle leggi importanti di questo paese, io non sono qui a portare avanti modifiche della legge sull'aborto, la 194, penso che la legge è questa, debba restare così, piuttosto che altri temi come quello delle unioni che giuridicamente sono riconosciute in Italia, è giusto che restino così, punto e basta. Nessuna polemica, nessuna strumentalizzazione politica. Al Congresso Mondiale della Famiglia a Verona il presidente della regione Luca Zaia invita ad un dibattito aperto e lontano da qualsiasi estremismo. E finché ci sarò io in questa regione c'è libertà per tutti per esprimere le proprie idee, le proprie considerazioni, con un principio, che la tua libertà finisce dove inizia la mia. Utilizzate questo palcoscenico anche per parlare dei temi che magari sono più ostici, no? Il tema dell'omofobia, io mi auguro, e lo dico da eterosessuale convinto, mi auguro che qui si possa anche chiarire una volta per tutte che l'omofobia è una patologia, non è la volontà di portare avanti un'idea che qualcuno considera sana. Qui non c'è il Medioevo, ha detto Zaia rispondendo ai critici del convegno. Il Medioevo è altrove. Se dovessimo identificare un Medioevo, non è Medioevo parlare di famiglia, parlare di bimbi o di natalità. Medioevo sarebbe quello corretto, parlare di donne lapidate perché sono adultere, sarebbe quello di parlare di donne che non hanno l'accesso allo studio, non hanno accesso al voto, sarebbe parlare ad esempio di donne alle quali è vietata ogni forma di espressione di femminilità, addirittura coprendole con i burqa.